edizione della D'Annunzio Bike in compagnia della Miss Francesca per presentare questa appunto che è la 10ª edizione, un traguardo storico per la Garda on Bike, l'organizzazione ancora una volta di questo importante evento. Partiremo qui dal lungolago D'Annunzio, da Piazza Marconi, per arrivare lassù al Vittoriale degli Italiani dopo aver percorso i 34 km del percorso, arrivando fin sul Pirello. La giornata è grigia, ma gli atleti sicuramente la sapranno illuminare. Saranno 40, come dicevo, i chilometri, una modifica fatta proprio quest'anno. Ci divertiremo, evidentemente i tempi non saranno rispettati rispetto ai tempi gara dell'anno scorso. Io spero che tutti vi possiate divertire, perché oggi sarà una giornata di sport e di spettacolo, di mountain bike. Simona C'è, buongiorno, beata tra gli uomini, ti abbiamo portato anche un'altra ragazza, meno male, così siamo più tranquilli, non ci è venuti a guardare questa sfavillante maglia. Esatto, tutta ancora luccicosa e piena di grande emozione, quindi la porto con onore e grande cuore. L'emozione ce la dai tu quest'oggi a questa 10ª edizione della D'Annunzio Bike, l'hai voluta onorare onorando anche questa maglia, quindi sarà davvero un successo per noi e per gli organizzatori e per te, perché saprai sicuramente renderla spettacolare. Ogni anno vengo a questa gara perché comunque veramente merita, poi appunto la partenza qua sul lungolago, la salita del Pirello, quindi veramente posti eccezionali e quindi anche oggi volevo esserci assolutamente. E noi volevamo che tu ci fossi per onorarla così. E così sia e buona gara a tutti. 3, 2, 1 e andiamo!
terzo al traguardo, una bellissima gara, l'avete onorata davvero al meglio. Sì, oggi con il mio compagno di squadra Giovanni abbiamo fatto un bel gioco di squadra, e anche perché avevamo un avversario come Dal Grande che oggi era veramente in gran forma. Abbiamo attaccato a rotazione, prima io e poi lui, poi è riuscito a fare sulla salita, sulla cronoscalata, un po' di differenza il mio compagno Giovanni, poi è stato sfortunato che ha pure bucato in discesa, ma è riuscito a ripartire subito. E poi nel finale se la sono giocata loro due in volata ed è riuscito a portarsela a casa il mio compagno di squadra Giovanni. Stefano Dal Grande, Team Bottecchia, una bellissima gara, una volata spettacolare. Sì, dopo tanta fatica, percorso bellissimo, c'è stata una volata, sono partito lungo, diciamo Johnny era leggermente più fresco perché con Rebagliati facevano gioco di squadra, appena rientravo l'altro partiva, è stato molto difficile per me. Difatti ho quasi sempre tirato uno o l'altro. Comunque me la sono gestita bene, in discesa ero bello lucido, oggi stavo molto bene e abbiamo fatto una bella volata meritata per Johnny Cattaneo, ma comunque siamo contenti. Grazie. Prego. Johnny Cattaneo, vincitore di questa 10ª edizione della D'Annunzio Bike. Se volevamo una gara bella per la 10ª edizione, voi ce l'avete regalata forse ancora più bella. Abbiamo regalato a voi, per noi non è stato affatto bello. No, scherzi a parte, è stata comunque combattutissima, siamo partiti subito forte, abbiamo provato subito a tastare le forze degli avversari Rebagliati, ma visto che c'era Dal Grande che era in formissima e niente, prima ha provato Rebagliati, poi io e all'inizio della salita cronometrata eravamo insieme, lì ho provato a fare la differenza e è andata bene. Ho scolinato con circa un minuto, però durante tutta la discesa avvertivo che la ruota dietro andava a terra piano piano e in fondo alla discesa mi è toccato fare una riparatura veloce. Mi hanno ripreso loro due e nel finale ho vinto proprio di poco, è stata combattutissima e penso che sia stata anche divertente. Gioco di squadra, Villiers Foss quindi quest'oggi, che può portare a casa anche una vittoria di squadra, perché davvero la squadra oggi è stata fondamentale. Sì, probabilmente Stefano aveva qualcosina in più, però giocando in due contro di lui alla fine abbiamo fatto mancare quel pochino che poi l'ho sopraggiunto in volata qui alla fine. E complimenti per il gesto finale, perché nelle gare di ciclismo, nelle gare di mountain bike non ci abituiamo mai, ma ci regalate sempre questi bei gesti di sportività. Sì, la nostra alla fine è una piccola famiglia, come dico sempre. E ho corso con tutti questi ragazzi, con Stefano da prima, adesso con Rebagliati. Io sono ormai a fine carriera, diciamo, loro sono il presente e il futuro e in bocca al lupo a loro. Grazie. Ciao! Martina Guerrera, mountain bike in Cresa Brugherio, uno spettacolo davvero, grazie perché oggi l'avete reso spettacolare, soprattutto voi, questo percorso. Sì, una bella gara, ho cercato di stare con Simona per tutta la prima parte, poi nel finale mi sono staccata, sono calata, però sono contenta lo stesso. Noi siamo più contenti ancora perché il vostro litigare, il vostro pedalare l'ha resa bella e spettacolare e sono contento dei vostri sorrisi finali. Sì, molto, molto bella, una bellissima gara, grazie a voi. Grazie a te. Grazie mille, ciao. Vince questa 10ª edizione della D'Annunzio Bike Simona Mazzucottelli, gruppo sportivo Massi Supermercati. Simona, grazie. Grazie a voi, sono felicissima perché l'ho rincorsa tutta la stagione, per una questione o per l'altra non ce l'ho mai fatta e questa volta mi sono detta volevo vincere, ce l'ho messa tutta e ce l'abbiamo fatta. Il percorso bellissimo, io mi sono divertita tantissimo e grazie a tutti. Abbiamo seguito la tua gara in diretta, prima sul monte, poi ripresa, poi ancora assieme, davvero spettacolare. Sì, è stata una gara vincente, non è che sono andata via e sono contenta perché per me è difficile lottare corpo a corpo, preferisco andare via e rimanere da sola e invece erano sempre lì e ogni errore era fatale e ce l'abbiamo fatta. Lorena Tocca seconda al traguardo, grazie per il tuo sorriso, per aver onorato questa gara, per esserci sempre. Grazie all'organizzazione che ci accoglie sempre in questa location che è unica, il lago, il Vittoriale, tutto quello che c'è qui intorno veramente ci aiuta a sopportare volentieri la fatica, percorso fantastico. 5 minuti di ritardo là in cima sul Monte Pirello e poi la discesa all'ultima parte per te è stata ancora più bella, qualche chilometro in più.
Esatto, sì, forse è un po', io esco sul lungo, è una mia caratteristica. Oggi stavo veramente bene nella seconda parte di gara, in discesa sono scesa bene, ho visto che avevo rimontato parecchio, così ci ho dato dentro e sono arrivata abbastanza vicino alla prima, però insomma dai, una seconda posizione in rimonta che mi rende veramente felice. Ho onorato, spero, la mia partecipazione a questa gara ancora una volta con un podio fantastico qua a Vittoriale. Siamo onorati noi di averti avuto. Grazie a voi di nuovo. Stefano Schioppa, proviamo a tirare un bilancio adesso, mentre ancora qualche atleta è al traguardo, ma i migliori e le migliori sono già arrivate. Un percorso nuovo, un'organizzazione vecchia, testata, fantastica. Sì, per il momento tutto bene, siamo molto contenti, pare che gli atleti si stiano divertendo, si siano divertiti, abbiamo ricevuto diversi complimenti, per cui questo ci fa solo piacere e ci rincuora degli sforzi fatti fino adesso e ci fa venire la voglia di continuare. Qualche idea nuova per il 2020, forse prematura da dare, ma so che il comitato organizzatore sta lavorando, che tutti i consigli che sono arrivati e che arriveranno vi serviranno per migliorare ulteriormente. 10 e si va avanti. Assolutamente sì, adesso siamo proiettati all'11ª edizione che probabilmente cambierà data come abbiamo appena annunciato, ma lo vedrete sui social. E altre cose da aggiungere non saprei, siamo davvero contenti. Ecco, sì, consigli, anche le critiche ci fanno piacere, perché sono quelle che poi ci fanno migliorare. Io e Francesca vorremmo esserci anche l'anno prossimo. E noi vi aspettiamo. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.